Salute, ben agattaus a un'altra puntata de Vocis de Hominisi. Oe seus in nome de Battista Dagnino. Salute. Saluto a tutti. Come andaus? Ma dimmi che va bene, insomma, siamo per acquisire qualcosa che mi assomiglia dopo tanti anni di musica. E quindi va bene, dai. Andiamo bene. Battista Dagnino è un musicista, un cantante e autore pure di musica che ha da contare poco poco della vita sua come artista. Dunque, come ha cominciato e poi ha scioperato di fare musica per ti gastare la vita? Allora, la storia nasce in Sciuscăgi, naturalmente, dove comunque da figlio si faceva i soliti giochi che fanno tutti, il pallone, a pallacanestro e cose, però i vari giochi, però a un certo punto che ha bisogno più grossi dei niotti, più grandi dei niotti che suonavano, quindi siamo appassionati e cominciamo a sentire questi pezzi che facevano, e facevano già del rock, delle cose che hanno già avanti rispetto agli altri. Però siamo fortunati perché i tre dei nostri amici navigavano, quindi all'età dei 14 anni noi sentiamo Ryan Hip, sentiamo Pink Floyd, sentiamo Led Zeppelin, King Crimson, Procolarum. Quindi abbiamo un avvertimento per la musica anche se non siamo manco se le note. Quindi se inizia a suonare in una parrocchia con breve, ti davano una maggetta duccaggi, ti sgovi qua a squadra, quindi ti canno. E quindi nasce la prima band in Tanscantinato di me e Babbo, dove comunque suoniamo con roba improvvisata, chitarre del legno, senza amplificatori e niente. Il nostro amico Zida, il Barone Rosso del paese, lo fa un vegli danzanti, che è Carloforte e sei in musica del paese, e ne facciamo per noi, facciamo la prima 6 anni in pubblico, dove noi esordiamo come gruppo. E a quantos anni? 14 anni. Immagine. E fai un cantautore, a quell'epoca lì fai Bertoli, fai Ron, Dalla, De Gregori, Finardi, fai insomma tutto un cantautore comunque italiano anche un po' di tendenza. Poi c'anni sempre ora, insomma, se progredisce, arriva la prima chitarra elettrica, le prime esperienze così, e si forma un'altra band che si chiama Jover Band, che il vostro collega Serelio l'ha messo anche in enciclopedia sorda, wow. Dove comunque facciamo pezzi nostri, scritti, testo e musica, ed è un pezzi importanti, perché comunque insomma hanno fatto anche nazionale comunque a Roma, a Forte Prenestina, ai Castelli Romani, per determinate manifestazioni che ha lì di amici. E è stata belle esperienze, però poi le capitò anche in produttore, a quel tempo lì, abbiamo prodotto di Litfiba, abbiamo venuto al paese, o Cavallero, ne aveva sentito su noi, noi aveva portato dato, poi qualche elemento del gruppo noi riuscivamo a Firenze, e quindi a cosa si è sciolta così. Quindi mio Frank, il batterista, che poi se n'è andato 6-7 anni fa, abbiamo deciso di andare a Caggi, e a Caggi abbiamo conosciuto fino agli anni 80, primi 90, tutto l'entourage di Caggi, dove abbiamo musicisti dal jazz al funk al soul, cioè che hanno tutti, che ha Robertino, che ha Dorian Gray, che ha Tomato Ketchup, che ha Rosa delle Ceneri, e si sono avanti tutti i locali, e si fa le jam session, quindi abbiamo conosciuto tutti Gio Perino, che, insieme a, naturalmente a Mario Brai, che comunque siamo stati ospitati dalle Nane Meso in casa di Mario Brai. E competenze comunque sono aumentate tantissimo, a tal punto che va verso un spiraglio diverso quando Inter 84 Fabrizio De André e Mauro Pagani vengono a fare i filmati per Mixer per Creusa de Ma al paese.
a quel punto lì abbiamo conosciuto, abbiamo fatto parte del pubblico di filmati, abbiamo conosciuto Mauro e da quel momento lì con Mauro insomma abbiamo fatto delle suonate infinite al paese, in tutti i posti cioè, immaginabili, scogliere, cioè scuggere, vigne, in tellaina, in te discoteche, dappertutto. Lei veniva volentieri anche se faceva tournée a Caggia, veniva con la motocicletta del notte e uno veniva a trovare una discoteca dove suonavamo, suonava 2 o 3 ore con io. E usava i nostri pezzi da Jover Band, una figata. E dunque la sagata ianta bene in videos atros, pagani. E se fisso trovato bene, e infatti appena un po' anche a distanza di anni, perché comunque sono passati 40 anni, le viene a passare vacanze lì, appena un po', anche 2 o 3 giorni alla settimana, viene, sta con io, insomma, si vediamo spesso. E, insomma, un'amicizia che a me in particolare, ma anche io, anche a Mario, quando suonava, che avevo la prima, insomma, a Nocci, però Mario Brai è un aperto completamente al mondo, che siamo passati dall'elettrico al rock, al funky, siamo passati alla musica mediterranea, naturalmente. Le questioni sono le cose che capitano nella vita, le fortune, no? E niente, a sua capacità di essere così tanto intelligente e talentuoso da una parte e dall'altra parte dava in livello di umanità e di forte sentire a tuo agio che non tutti i grandi che là. La gente commenta da ricciada a Issu, vianta accostumato a bere gente famata in bidda, chi arriva a suonare con bosateros, come te veda, che hanno Issu arriva con boso e bosateros pure via già famoso, con nottos su manco. Allora, lei quando veniva al paese, come del resto, quando lei veniva con Fabrizio quando lei veniva per Viro a Cresa del Mare, lei è amico, ad esempio, di Pesquai, di Nino Munega, Nino Lingraise, con la nuova anziano che comunque Viro aveva certe volte anche veniva insomma identificato come anche un mesummatto, no? Quelli che gli piaceva a Benina Fabrizio. E quindi facevano delle lunghe passeggiate, stavano lì anche dei UE. E Pepi Morgia, con il regista, con la truppa aspettavano che veniva, se ne andavano a diga, quindi butti giù del vino, e stavano a ciacciarò UE. Fabrizio li ha cusciti. E Mauro, lei è amico di un sacco di gente al paese, cioè diventò proprio amico, o conosciamo proprio bene, ecco. Uno deve stima un degli altri. L'hanno fatto anche cittadino onorario 2 anni fa, l'hanno fatto cittadino onorario al comune del paese. E lei organizzava un concerto non differente, qui a Diras, con Gavino Murgia, il suo arrangiatore, un quartetto che mi preparo con i miei amici per suonare con lei. È stata una bella soddisfazione, un bello regalo che hanno fatto. Una bella festa, potevo narrare. E quando vosateros eis cominciau, e cine sonaia, tu e ite sonaiada, e cine cantaiada, a forza de sa parte de cantautorato italiano chi faiaisi canzones già iscrittas, appustisi in tre vosateros, cine cominciaiada a iscriere canzones, Certo. e in quale lingua pure? Certo, perché o tabarchin, vabbè, noi a scuola non insegnavano, o li insegna a casa, in scuole elementari o paese, li insegnano, sì. Però noi in casa parlavano tabarchin, qui i nonni si parlavano tabarchin, si conosceva i diti, i proverbi, i modi di dire tabarchin. E l'italiano è una cosa, mi per anni, anche quando sono stato 2 anni a Milano, ma suonava in tabarchin e poi traduceva in italiano. Anche parlo a certi termini viene automatico in tabarchin e poi dopo li traduco in italiano, però perché è talmente forte. E il tabarchin suonava, infatti ho iniziato a scrivere pezzi in tabarchin perché comunque un po' fuori dai canoni
tipo che un erbo tanto grosso, un erbo tanto grosso, no? Lo stile tabarchino dei valzer lenti e serenate. E noi facciamo musica un po' più moderna, quindi facciamo un po' di fusion in tabarchino, blues in tabarchino, rock in tabarchino, ok? Quindi non è persa, l'ombra è stanco. Poi c'è anni messo anche con le allora dopo una cuffa e altre canzoni che sono balladi, come sai, se c'è un po' più si avvicina un po' di più o vedo tabarchi che ha, cioè o tabarchi che sentiamo all'inizio. Questa tradizione. Questa tradizione, cioè le fisse da ignoranti, cioè ignorò la bellezza da Paola Tabarchina e comunque naturalmente viene da Peggi e ha l'influenza di sordo. Ok, quindi hanno le ciù, Bella, Tomoè, ok, le Bellin, Tomà, ok, cioè scange, cose per l'influenza naturalmente. Però a Sön è bellissimo, benissimo, infatti anche quando non va a Fea, sono stato abbastanza a Fea, poi Svizzera, Germania e 2 anni a Milano, sì, mi dicono, sei anche a sordo, mi dicono sordo, però in mezzo diciamo, siete francese, te spagnolo, te portoghese, perché si assume già in mezzo come tipo di suono, a quella cadenza, a quella suono. Sul ritmo si invia da De Bruso a su portoghese, forse. E sprova ora questa bossa nova, che è una cosa suona da un invece sì, suona, quelle cose lì suonano. Con gli amici che ho fatto di persi cuscino, poi la bossa cuscino e suona, virano benissimo, suonano. Può pensare. E comunque chi ne ha avverto comunque a testa queste cose che io stesso naturalmente, la scrittura di Fabrizio è un modo di suonare dei pagani, di cosa di ma, una cosa completamente una novità in un mondo etnico e culturale, anche italiano e anche europeo, canughea, ok? Poi dopo le veniamo Peter Gabriel, comunque la Real World, la Real Music, e prima che è stato cosa di ma. Ci sei stato cosa E il tabarchino è una cosa per passione, comunque l'ho coltivavo, continuavo a scrivere, infatti proprio mi controllava quanti pezzi go in italiano e pezzi in tabarchino, e avevano 12-15 pezzi editi in italiano e altri 10-15 che non sono editi. In tabarchino ho 32 pezzi e 12 non sono editi e altri invece sono già sortiti, CD autoprodotti, no? 9,99, registrato dal vivo al castello con tutta la band di amici classici così, e poi abbiamo fatto con Silvio Cannargio, musicista del Caggia, abbiamo fatto Acque, perché abbiamo vinto il Festival della canzone sarda. Una ventaglia d'anni fa, una roba così, e quindi abbiamo fatto, siamo prodotti questi CD, con le quasi tutto un tabarchino a porta un peso. E poi l'ultimo CD che abbiamo prodotto con l'aiuto di Claudio Pinto, lo studio di registrazione al paese, l'abbiamo dedicato a Franco, un nostro amico che è morto, batterista, amico d'infanzia. E se c'è l'anima che batte, e comunque anche lì 4 o 5 pezzi in tabarchi, non mi ricordo. Poi c'è un progetto di AIG ad esempio, che è una formazione di noti di cage che se ne è benissimo, che non le muoio con là perché non siamo mai andati poi in studio a fare i provi a un pronto definitivamente il progetto, però 10 pezzi di una musica le asso e mi scrivai va. E Paolo i testi in la musica zaffetta, perché prima che una cantante che cantava in sordo a Seneaneta, quindi io ho detto meglio che canto le robe della mia terra, non mi metto a cantare in sordo che non sono buono. Okay. E quindi ho scritto i testi, tutto, e ho un progetto che prima o poi tanto non si caccia mai niente. Ho accanti, ho lì, però infatti qualche pezzo così a distanza di anni ho chiesto anche, quindi io dico che funziona, bisogna credere. Questo è bello, da Furriao tu è di Susardo a suo tabarchino? Sì, restò solo un pezzo di Bia Bada, di Roberto.
un bassista, e gli altri invece parlavano da terra, di queste robe qui, ma io preferivo, al limite pigiò l'idea del peso, no? Parlava di cose, ma trasferiva completamente al paese. Quindi il modo di dire del paese, con le storie da vigna, le storie di Caruggi, che ne sa, ci e Miogi, le guardie di Carabinieri, che quelli che ne sanno di più sono i veggi perché hanno visto ci onde, quei diti del paese, allora battere la capitale fresca, che le merda in Francia, le merda in Spagna, tutte cose strane che noi sentiamo da quando siamo piccini, però sono, e quindi perché non mettiga, ecco. Che volta si innescare sceu su sentido originario, però su dici a barrada, ed un caso giusto pure a spainare, a tornare a spainare, magari non si scaresciu già dai dottus. Certo. E questo è bello, che è un lavoro differente da tradurre e via. Assolutamente. È acconciatura, di assentatura in sa cultura de Bosattero, in sa vita Certo. Carlo Fortina in Certo. questa volta. E se spraccio questo lavoro, come ti stettia questo lavoro di assentatura? Può essere che in sa vita de donne a die puru, che hanno vosattros si seis movioso de Carlo Forte a Casteddu, può essere che si agattau una differenza culturale, no? Come ti si stetio? E via tostau, esarriccio a giudo de Casteddaios? No, che pazienza, le quando come ti vedi in un posto diverso, in un'altra città, ti da noi in punta del pe. Come quando ti va a navigare a 9. Il primo barco che ho fatto 6 mesi, capomere il secondo, e io ci piccini di tutti, erano tutti grandi, tutti navigavano nella vita. Quindi lì devi essere bravo a sapere fare quella gente e entrò in te armonie, in te dinamiche che vive quelle persone. E c'è anni ti te fai appresso la tua identità, se te identitario. Quindi l'estate, cioè, determinate cose all'inizio insomma ne vedeva un po' uscire, poi dopo eravamo amici con tutti, infatti anche il proprietario di Ciaraga veniva al paese, Dorian Gray veniva al paese, Riccardo Loi con tutti i suoi amici, musicisti venivano al paese, quindi è stato comunque una comunione che le ha a musica E via una epoca bella meta, profettosa e innovatura, no? in questo anno. Sì, Castello sì. non via da periferia e via. No. Ci via una vita attiva della musica live, Narauso. Un fermento proprio, me la ricordo, sì. Si suonava dappertutto, bellissimo. Io viaggiavo me, a Sanau che si andavo in Svizzera pure, a Milano, e sa come ti assistete a questa avventura? Anche lì comunque è stato un sacrificio, in tutto senso che comunque mio babbo aveva fortuna con l'impresario edile, poi va a lavorare un po' con lei, invece ho provato un po' e poi non faceva per me. Ho provato a navigare a Tirrenia, anche navigazione oceanica, cusci un po' da imbarchi, poi è troppo ristretto e quindi io penso a una stella di fare una stagione e se no fare anche altri lavori al paese e sono partito in Svizzera a sostituire il chitarrista con un gruppo che si chiamava Exil. Ma in Svizzera a fine anni 80 non aveva manco un DJ, quindi Exil aveva 300 pezzi di repertorio. Devi imparare tutti i set, anche quelli italiani, zucchero, ti fa il reggae, tanghi, valzer. E quindi lì è stata una gavetta forte, però si stava bene perché io ho un manager, io ho precontratto, contratto, se guadagnava bene. E poi mi sono trasferito dalla Svizzera, che fa Svizzera, Francia e Germania, a seconda delle dote. E poi mi sono trasferito a Milano. E comunque a Milano, 4 anni e mezzo che stavo a Milano, mi sono andato fissa sulla Svizzera, il weekend, perché io 6 anni. E a Milano, suonavo anche a Milano, facevo il tecnico, il facchino, il tecnico, e poi facevo quei disegni di Verlaine, etichetta indipendente della Vox Pop, a quell'epoca lì, ne vanno addirittura a Spacciao, che ne vanno a portare a Sanremo, quindi hanno fatto tutto un servizio fotografico. Poi non è successo più niente.
siamo stati all'Ariston con il maestro Bacchetta, con una fetta in provin e tutto, e anche lì non è successo più niente, però è stata una bella esperienza. E poi a Milano, la mia esperienza più bella è stata quella che con Mauro comunque poi mi ha dato la possibilità di, prima da una tournée con Le André nel 92-93. Cosa si siete conosciuto in Milano con Pagani? No, siamo conosciuti prima per causa del mio paese. Quindi quando mi navigava, Cinesi scontato, gli anni precedenti navigava a Nova Porto Marghera, il direttore di macchina voleva un trombettista jazz e mi diceva che Mauro con la registrò la Domenica delle Salve, mi ha detto di un disco Le Nuvole, oppure Porte Escondido che aveva fatto con Salvatore. E io mi lasciava sabato domenica libera da Mestre a Nova, da Mauro, stava 2 giorni in studio per vedere registrare film, per me era un sballo enorme. Quindi sono stato fisso in contatto. Quando invece sono andato proprio a Milano, mi sono fermato lì, sono andato un tournée con gli altri, mi faceva la cordatura di Mauro, però manca c'avevo dentro anche anticori abusivi con Fabrizio. E è stata un'esperienza bellissima perché musicisti bravissimi e tutto. Ho imparato su noi strumenti etnici, quindi buzuco, l'oud, mandolin, ok, e queste robe qui mi aiutano un sacco. Quanto strumento si decisi di suonare con? Ma mi definisco in ignorante di strumenti, in quel senso che a me non so lesere la nota. Però il mio buzucco è un sonno, l'armonica ha un sonno e ti mi dici che non ti fai, non ti so dire, ma mi ha un sonno. Il mandolino è lo stesso, la chitarra elettrica, la chitarra acustica, un po' di liuto, però insomma queste robe chi sono, non è che fa grandi cose. Poi per l'ultimo disco mi sono cimentato anche a suonare anche qualcosa di tastiera così perché mi piace. Però l'esperienza è bella con Mauro, dopo l'estate come siamo in studio a fare l'assistente di studio, Next, non si chiamava Officina Meccanica, si chiamava Next. E lei faceva, a parte che faceva un sacco di pubblicità, produceva anche dischi. Quindi è venuto il Blue Vertigo che hanno fatto metallo no metallo, e ho lavorato un mese e mezzo con Morgan di tutti gli altri. Come ti sei stati a questa esperienza? Per me è un'esperienza bellissima, infatti è talmente bella che poi gli altri arrivano a parte per fare promozione e che avevano chiesto se Mauro, che per cui io avevo un chitarrista, e Mauro mi ha detto tu potresti andare con loro, e mi ha detto Mauro dice ma se ti stai in studio qui con me mi sono contento, e infatti non che sono andato, sono restato con Mauro in studio e dopo l'ha fatto un Nirvana di Salvatore, l'ha fatto altri dischi belli insomma, e lì con un po' di felice e eufonico Mauro e Montrai. E lavoriamo fisso insieme tutti i giorni, almeno 10 ore al giorno, per anni. E come ti vedi da questo lavoro cinematografico? È bello, è completamente diverso. Differente da? Sì, ti vedi delle immagini poi che sfondi del reno che manco e scene definitive, però ti fanno vedere i sfondi, taggi, minutaggi e ti trovi proprio in ci stacchi delle immagini, 5 minuti. Una figata, cioè è bello, come è bello comunque quando si fa un disco che arriva in quelle idee, una chitarrina, una voce così e poi ti senti un pezzo finale e ti rimizza, ma un disco che io lo so, non lo so, ma tu chi è un produttore che ha fatto tutto, un caffè tutto, una scansia da così a così, è un bello viaggio. E questo ti ha aiutato, o meglio, ti ha fatto cambiare alcuna cosa in parte di scrittura di musica pure, di canzoni tue? Assolutamente sì. Queste esperienze? Sì, perché ti vedi anche tutte cose che in produzione, ad esempio, in genio come Pagani Fova, cioè che ha delle frasi che l'artista udiva chi però di così, no aspetta, è troppo lunga, le dico ad arrivare prima o peso, che bisogna mettere una cosa ad una ferme, poi riporta. Tutto questo modo di pensare non dipende da chi sono, ma bensì da chi ha da sentire dopo. E quindi da presso, o da desiderò addirittura che arrivi l'evento da musica. O te fa studiare i pezzi o te fa programmare in maniera, o te fa dire anche sì, o è bella sta frase, però è troppo lunga, non entra niente. Non ha cacciato via, l'uso per dopo. Però
ora da succede sta roba. Sì. Magari nel disco tuo pure impara Certo. un conto. La prima canzone, l'ultima, e questa in mezzo punti posta a poi una ragione in io, E no? abbiamo preso lento, goppe sul lesto, goppe su strano, goppe su parlare, goppe su schissà, goppe su di atmosfera, che l'inizio e la conclusione, un concept, non è che i pesi e i cacci cusci e fa come un disco. Questo li andare in un concept, Certo, questo su fuori in inglese. E dunque, quando sei tornato in Sardegna, quali anni sei stato? Quando sono tornato in Sardegna, sono tornato. Vabbè, ora sono 23, io ho 23 anni che sono qui, perché in là, gli anni 90, 99 e ho tornato da un anno, quindi nel 98 sono tornato e ho fatto il primo disco che ho prodotto, 99. Ho continuato fino a poi vabbè, mia moglie ne nasce un figlio, quindi un figlio mi sono dedicato in mio e faceva pochissimi 6 anni all'anno. Però ho cominciato a lavorare in scantinato come computer, ai provini e cose, così poi un disco che ho fatto dopo 5 anni, perché paese, caccia, quindi non è che si fa solo quello, ecco. E ti mia quando sei tornato in noi a perdere qualcuno contatto, qualcuno opportunità. Lei va da più con filosofia, perché sai che va lasciare un mondo che effettivamente è anche troppo grosso per me, per come vede la musica a me. Cioè, mica finché lavorava in tu studio di Mauro, e con Mauro e situazioni di amicizia di gente che comunque collaborava in quelle cose lì. È un mondo che è diverso da un mondo effettivamente musicale da professionista, ok? È un'altra roba, può essere bella perché la vedi dall'esterno, ma non è così bella se la vedi dall'interno. E mi sono una persona molto sensibile per queste cose, poi è abituato nella vita mia, no, anche chi in Svizzera, fisso con amici, quindi la musica le ha. Certo, una cosa che comunque comunicò e di certe cose, importantissima, urgente, ti devi dare fuoco. Però non ti apre fuoco perché o gay sgan oppure gay fan e poi scriva e poi no, ti apre perché ti la dà fuoco con quelle persone lì, te la condivide con gli altri sono un porta importante del progetto, non sono un session chi no, preferisco uno che sia no. Non ben come l'altro, ma come do quello che mi serve a me per questa canzone, ok? Quindi un modo di intendere musica è come di andiamo a mangiare al ristorante, invece andiamo a vigna e se facciamo una segna e facciamo una casciandra. Andiamo a vigna e se facciamo una casciandra, anche se il ristorante, se mai ti vieni servito bene, qui gotti, tutto, no? Questa è un'altra cosa. Però è un'altra cosa. Sentimenti diversi. Sono d'accordo, è differente. Tornavo in Sardegna dunque e scommezzavo e si specializzavo in world music, cosa che narranta world music. E hai scritto cosa pure un po' d'attero, so? Allora, mi è capitato con Roberto di Alma Mediterranea. Un paio di anni fa l'ho fatto Don Chisciotte e se conosciamo dei festival del sesto della canzone sarda, con i blind, gli altri, anche e con Piras. E mi ha chiesto di scrivere un pezzo etnico, così suona, ho fatto un buzuki, ho fatto un testo e lo cantavo in tabarchin, quindi ero felicissimo. E lei dice che in tutto disco l'ho preso più originale che in tutto disco di Don Chisciotte e tutto, figurati. Per lei, ad esempio. Poi per altri, per i cavai no, cioè, non mi è capitato fare cose a me così. Mi è capitato invece di avere a sfacciataggine con il trio Gerardo Ferrara e Tonino Macis e poi in seguito anche Diego De Iano Viulni, fa il trio Faber o quartetto Faber, dove facciamo i pezzi di Fabrizio, però e facciamo a modo nostro, perché
non si preoccupò Fabrizio De André, quindi con il rischio di pigiare se pulmone tanto muro, ok, però aveva lei che te la rischiò. E quindi lì ho avuto coraggio anche di trasformare, scantò in maniera completamente diversa di pezzi che ha, tipo il pescatore, che fa completamente diverso, poi femo anche Don Raffaele completamente diverso, e anche gli altri comunque sono arrangiati in maniera diversa, anche perché siamo tra io e quattro, non siamo dei musicisti, come gli altri in suo corpo, tra l'altro ci bravi, quindi. Però sta cosa che va avanti da 3 anni. Siamo riusciti a fare anche 70 doti all'anno. Questa gente dalla Quindi ricciuena. emozionato proprio dappertutto, a Sardegna e anche in continente. Questo forse poi te conoscei l'anima di Faber pure. E dunque esci più commenti a cambiare, adattare a Bosatero sa i temi, le canzoni. Il trucco potrebbe essere proprio quello, cioè deve beccare un peso, non tanto le note, a voce, so che è unica, è pinuta passa, e attacciata in tamiogia come te la senti, no? Però cercare di interpretare il pathos, l'essenza, il sangue della canzone. E quello non ti dà da perdere, poi gli altri colori ti pescano. Come questionavo poco dei premi. Sei stato, no, tu sei stato premiato, hai piccato parte a premi di importo umano in Sardegna pure, parodi su che hanno innanzi di questa musica sarda, sì. dunque sì, ci ho le questionare. Festival della canzone sarda, Pierpaolo Melloni, quello è stato tra l'altro quello che ha registrato dal vivo 9999, cui sono incianto al paese. Un invito al Festival della canzone sarda e il primo anno siamo presenti con una formazione che è, perché i musicisti che in nave, che lavorano a così. E abbiamo partecipato con Marcello Verona, O Veggio Cannotto, una canzone che aveva scritto le persone nonno in Cade Seddò, e mi ha cantato avanti a Barchi, per l'identità. Terzo posto, e comunque complimenti e tutto. Poi invece, quando abbiamo fatto GTM, forse nel 2004, una roba così, che addirittura Andrea Parodi, che veniva presentato il suo disco, che si è sciolto dell'azienda, o che va a macchina, che va a pubblicità del disco, non mi ricordo come si chiama, lì ho all'ospite, quella che sai lì a Sesto, e Gnotti ne aveva detto il primo premio con Agiteme, una canzone in Sciaguera, in Tabarchi. E quando ne arrivò in Troiti di quella vincita lì, e mi stampa il disco. E anche lì, insomma, con tutti i cantanti sordi, gli unici Gnotti. Tabarchi, che si sente con le completamente diverse, cioè non se l'aspettavamo minimamente, gli insegnanti partecipavamo perché vogliamo essere come identità. E invece hanno detto, vabbè. E poi è stato il premio Parodi, che fatalità quell'anno lì, 2010, presidente Red Ronnie, e in giuria, fatalità, non si conosceva manco, in giuria che vabbè, a parte Elena Leda, Liotti, tutti gli artisti famosi sordi, che ha Gerardo Ferrara, che dopo 2 anni hanno messo insieme, per 3 anni, è un'altra giuria. E poi che ha ospite, che hanno dato il premio per produzione, per quello che l'ha fatto a Mauro Pagani, che mi ha dato una statuetta di Sciola, e fatalità quando si dice, no? E un partecipato lo stesso al premio Parodi, e gli altri lì lo stesso alle annetta bene, perché comunque in c'è tanti partecipanti e mi arriva ai quarti, quindi la nostra figura ne fatta, con il peso a non del re. A non del re. Che te vuole narrare? A non del re, tu non del re, tornare indietro, ma in effetti non si può, cioè tutta una riflessione di cose che se ti puoi scangiare di quello che ti è passato, questo ti scangisci, ma alla fine la riflessione alle me, che cioè mi sono qui perché quelle cose e scorpe consume brutte perché ho fatto una giornata di lavaggio, quindi è inutile che mi fa vedere quelle scorpe pulite. Ci vedo scorpe brutte perché ho lavorato e mia quello anche che lavoro. Quindi è tutto in discorso così. Tutto tiene il suo sentito di accontessere e di fare. Certo. Perché ci cambia una cosa, può essere che cambia
Totu, Totu. e non hanno bene, Certo. e non hanno bene brusu. Sa discografia tua è manna meda. Ma non, diciamo che ho fatto anche, cioè, da tempo che faccio materiale per fare anche dischi autoprodotti. Però a fin fine non ho fatto tre, cioè non ho fatto solo tre. Sì, go diversi concerti in versione integrale che abbiamo fatto in Sardegna, così anche ad esempio Live Mutua che abbiamo fatto Just One Night, un po' si chiamava, dove anche Davide Piroda, quelli è venuto a suonare un bel po' di pezzi con ignoti, tutti i musicisti da Barchi, Mario Brai, Basta Ferraro, Flumini, Victor Luigi, Renzo Pudu, Maria Cantantessa che rappresenta tra l'altro anche a me, penso a Sanremo Giovani e è stata anche presa, mi ha detto. Lello Di Maggio, un maestro da musica da banda tabarchina, Mario Provenzale con il trombone, che le dirige la banda ormai da anni, un amico bravo. E quindi io cerco di coinvolgere tutte le mie amicizie musicali, anche invece amici che cantano insieme da soli. E mi fa questo concerto che è bellissimo di due. Insomma che è un disco quelle robe lì mi penso, perché è dei ricordi che poi quando ti go materiale ti vedi dopo tanto tempo, è cose bellissime. Certo, se dobbiamo divulgare anche quelli, il più possibile, però non sono in bravo venditore delle cose che faccio, mi piace ci foglie. Frusa da fare, non da spainare. Sì, non sono bravo così a promuovermi. Tocca dannoso a venire a ticcicare, no? Meno male che sei venuto io, meno male, perché sono fisso così, preferisco suonare a vigna che non suonare un porco, cioè poi con le te anche un decimo. Prima da solo e a galoppava del ciò, ma invece mi sono un po' accarmato, ecco. Però materiale che ne, insomma, sono contento. È progetto sovuru, bisoso de cose sì. nuove, e tenese in programma de fare, se faenno gommo. In questo campo. Vari contatti, anche delle cose belle, insomma, da poco siamo stati con in filmato del mio amico Sasha Io sono il mare, mi ho fatto musica per questo cortometraggio qui di 35 minuti. Ho vinto un sacco di premi in rassegna e non è stato poi acquistato mai da nessuno dai grossi reti televisive. E allora ho pensato di amici che venivano al paese, anche un regista che era al paese, hanno pensato di organizzare 6 anni in continente, hanno fatto 5-6 anni, proiezione del film, concerto me con altri, e sold out fisso, alla netta benissimo, e quindi organizzati con un grande Andrea Parodi, che sono conosciuto da decine d'anni, anche lì omonimo di Andrea Parodi. 2 anni fa ho portato a violinista di Bob Dylan e abbiamo fatto un concerto al paese. Di Andrea abbiamo fatto Bob Dylan e mi sono anche di Pessime. E poi stanno l'ha portato invece Murdoch, a quello che arriva ai concerti di Bruce Springsteen, e Valle, il chitarrista di De Gregori. Il pianista e il fisarmonicista di Bob Dylan stesso. Cioè gente a un livello veramente superiore. E anche lì le capito a magia che non gli hanno in programma, festa a vigna, mangia, a cena, assai a concerto insieme. Quindi queste cose qui poi trasferì anche al continente. Stranamente le veniva un continente a suonare, le veniva a violinista di Bob Dylan e abbiamo fatto 3 segni insieme. Arias Gariazzo, le veniva Max Manfredi, cantautore Zenaise. Poi ho fatto 3 pezzi e poi abbiamo cantato insieme di pezzi di De André, che usciti con dei peggi. Quelli venivano portare il pesto per fare un menù e hanno fatto un menù e hanno detto da mangiare a 130 persone, i tabarchini che era, il baracchè e il figlio di Nicolo. Insomma, è stata una cosa bella e ti senti protagonista
solo per aver fatto le musiche, ok, però comunque Beh, non è pago. È una cosa bella. Una cosa fine. bella. Però lo organizzano gli altri. Gli altri che ci ho messo, e gli altri poi hanno raccolto, hanno detto, vabbè. Quindi io se vedo in futuro cosa succede anche per questa cosa qui, perché anche le autorità sono interessate, hanno visto il risultato e sono interessate a continuare a promuovere questa cosa. Poi musicalmente, ultimamente, senza fare nomi, ma anche questo, quante pezzi ti hanno inediti così, manager abbastanza importanti, di gente importante a livello nazionale. E quindi sono in pochi che penso, a me, fisso qui per Mi spero, Però è speroso che No, tutto spero. è andata bene. Dunque, ti tornavo grazie a me da Battista per questa ciacciarrata, poi hai riarricciato in noi in nome tua e poi hai raccontato tutta questa storia della vita tua, della vita tua come artista e uomini pure, che ha sconosciuto gente che arricchi di sa vita, no? Sa arte, sa creatività tua e tutto. Spero di tornare a vedere Certo, mi vi ringrazio. prepago con novità e cose belle. Mi vi ringrazio perché cioè, mi fa sentire importante questa cosa qui, come succede, non l'ho detto ad esempio anche ultimamente, ma invitato i vostri colleghi da Maria Carta al Museo di Maria Carta a rappresentare i tabarchi comunque con tutta di personaggi sordi, famosissimi, importantissimi, fino anche lì, insomma, è cose meravigliose, ok? Che, cioè, i musicisti si dovrebbero sentire, mi sento un muso fortunato per queste cose qui. Sono fortunato che non ci sono due e certi momenti, qualche ora, mi può essere un giorno di 14 anni, per i musfini che vivo qui altri. Cioè, c'è un conosciuto un porco, donde comunque io sono stato, non ho visto di porchi, insomma, le dico che comunque siamo anche un belli vivi dentro e la musica ancora sentiamo e poi anche condivide con gli altri. Grazie. Grazie a voi altri, grazie.